Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Cordiale buongiorno gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, GR Mattino di infofriulitv.net. Una persona è deceduta ieri sera a seguito delle ustioni riportate dal violento incendio sprigionato all'interno del proprio appartamento al terzo piano di uno stabile in via Capodistria a Trieste. Il tutto è successo verso le 23. La vittima è un uomo di 71 anni. Indagano i carabinieri. Nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza contro il narcotraffico tra l'Albania e la provincia di Matera, i carabinieri del ROS e della compagnia di Policoro, in provincia di Matera, stanno eseguendo 18 arresti, 7 in carcere e 11 domiciliari. Le persone indagate sono accusate a vario titolo di associazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana. L'operazione, denominata Metalba, con 100 carabinieri impegnati, sta interessando le province di Matera, Potenza, Cosenza, Lecce, Udine, Parma e Trapani. Si sono concluse nella serata di ieri le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di un incendio a un silos di una fabbrica che opera nel settore del legno ubicata nella zona industriale di Codroipo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del locale distaccamento assieme ai colleghi giunti dal comando di Udine con 3 mezzi. Il fabbricato, antistante il silos, grazie al pronto intervento dei pompieri, non ha subito danni. In corso la bonifica e lo smaltimento del truciolato distrutto dalle fiamme. Mercoledì 16 dicembre alle 12 nella sala del Consiglio di Palazzo Garzolini in via Gemona Udine si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto Memo, Appunti per il cambiamento, la nuova piattaforma multimediale dell'Università di Udine che ha sviluppato un primo focus sull'era Covid-19. Dopo i saluti e l'introduzione da parte del rettore Roberto Pinton, i professori Vittorio Bresadola e Massimo Robioni spiegheranno le motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto. Saranno quindi proiettati alcuni video del progetto, cui seguirà l'illustrazione da parte del professor Marco Rossitti, caratteristiche degli obiettivi e dei potenziali sviluppi del progetto. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento più tardi con linea diretta intorno alle 14 con il consigliere regionale della Lega Diego Bernardis, rigorosamente live. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.